Zidane. Su quella su di Zidane. Allora anticipiamo perché sono preparate partite completamente diverse. Di Ghita perché ti piace? Perché hanno sbagliato Quindi spettacolare. Secondo te ha rischiato il Ghita in quella cosa? Questo sì, difatti quindi la spettacolarità, cioè la stranezza, la creatività, ok? Mentre invece quella di Buffon, dicevi, prego, la reattività, quindi questo elemento di questo genere. Diciamo, hanno tutte e due le parate, hanno la spettacolarità, entrambi, perché Buffon quella lì, se si guarda bene, non proprio l'ha fatta perché si è lasciato andare per terra, però volendo poteva rimanere di più, insomma. Però lo spettacolo vuole anche la sua parte. Quindi anche in quella va notata una certa dose di Spettacolare, perché meno eclatante. tante volte esiste il portiere che sta in posizione, para tutto e magari fa meno tutti. Però il portiere che anche sulla palla centrale fa spettacolare, piace la gente. Tu come valuti? A chi altri è piaciuta quella di Ghita? Perfetto, benissimo. Volete aggiungerci qualcosa a ciò che è stato detto? Un segnale di sicurezza, di particolare, magari vuoi rischiare, certamente è un segnale di sicurezza perché parla in Per consegnarti questo regalo abbiamo pensato di fare e dopo a memoria l'autografo, assolutamente, famosa maglietta allora se la tua è più famosa se qualcuno diventa la potrò dire subito, potrei dire che la maglietta firmata ecco Giovanni consegna a Alessandro. No, Alessandro. ma Giovanni, Sì, è stato scambiato. grazie veramente.